E l'altro aspetto, e chiudo, è, che lo ha accennato anche la Francesca, un esempio eclatante. In questi giorni vediamo i parlamentari del PD e del PDL che siano a Portoguaro o a San Donà a stracciarsi le vesti per difendere i tribunali locali e poi a Roma votano per la chiusura. Allora, se questa non è la presa in giro dei cittadini, capiamoci. E allora patti chiari e amicizia lunga sulle alleanze, sui rapporti che si devono avere, perché ovviamente noi ci siamo puliti da tutta una serie di situazioni e lo dobbiamo essere ancora di più per il futuro, perché torneremo molto velocemente, grazie a Flavio, a Maroni e a tutti coloro che ci hanno messo in modo positivo la faccia, a tornare non solo con il detto dei Paroni a casa nostra, ma soprattutto con quell'obiettivo che è dare una certezza di futuro a chi viene, ai nostri ragazzi, quindi a noi adesso, ma anche a chi viene dopo di noi. Grazie e auguri.